Benvenuti a un altro appuntamento con Fede Perché No, ben trovato Don Ettore. Allora, ci stiamo avvicinando alla Pasqua, siamo in Quaresima e nei Vangeli, nel racconto della Passione, eccetera, appaiono anche dei personaggi, diciamo, virgolette secondari, perché poi non lo sono. Io volevo fermarmi a uno la cui apparizione stessa è, come posso dire, diciamo pure affascinante, adesso il termine magari è un po' così, Nicodemo. Chi è Nicodemo? Qual è il ruolo che gioca? Nicodemo, dunque, possiamo apprendere la sua identità dai Vangeli, appunto, no? Ecco, Nicodemo, anche nel Vangelo di Giovanni, ad esempio, Nicodemo è colui che va da Gesù di notte, cioè è un intellettuale che ha sentito parlare il Rabbi della progettualità di un nuovo rapporto tra Dio e il suo popolo, e allora gli chiede come posso io rinascere di nuovo, posso tornare nel grembo di mia madre, e quindi c'è un desiderio di capire di che rinascita parla il Rabbi Galileo, e Cristo si rapporta con lui in modo autentico, vero, da maestro dello spirito, e quindi gli parla di una dimensione profonda. E quindi Nicodemo si rende conto che si trova di fronte a un concetto teologico dell'ebraismo in una dimensione universalistica e non legalistica, ma profondamente orientata al cuore, quello che dice Cristo, no? Quindi è l'amore che conta, non è l'osservanza pedissequa della legge, ma l'osservanza per amore. Quindi Nicodemo è un vero discepolo di Gesù, pensoso. Quindi potremmo dire che è la figura caratteristica anche di questo anno santo, no? Questo anno santo della speranza, di fronte alle guerre che ci sono attorno, di fronte a queste situazioni così di banalità oppure di conflittualità religiosa, quello che conta è una pensosità, però recarsi a chiedere. Quindi non importa quando, di notte, di giorno, indifferente, ma è necessario entrare in un colloquio, in un dialogo con chi realmente tu hai percepito che può darti una risposta. Quindi ecco che in questo contesto è un impegno importante per la Chiesa essere colei che nei confronti del Nicodemo Homo Quidam fa la risposta e quindi prende il posto di Gesù. Però la risposta deve essere autentica, vera, non quindi in una dimensione di surrogato, ma ecco una realtà di un Vangelo sine glossi, si direbbe, no? E affinché l'uomo d'oggi possa percepire: ma dove sto andando? Che cosa io debbo dare, a che cosa devo dare significato alla mia sete di spiritualità? Che io sia praticante o meno è un'altra cosa, ma la dimensione spirituale è intrinseca nell'uomo, e quindi l'uomo deve, secondo me, dobbiamo fare in modo che possa essere un Nicodemo che chiede, però deve avere un interlocutore come il Cristo, capace di offrire quella dimensione che va oltre a un aspetto, diciamo così, orizzontale, e neanche un aspetto verticale senza un senso. È un aspetto verticale che ha un criterio, non tanto il senso o il concetto di Dio, diciamo, greco, ma il Cristo. A me hanno chiesto questi giorni fa un articolo come si può fare teologia dopo Auschwitz, e noi potremmo dire a Trieste dopo le foibe e dopo la risiera. E non è andare a cercare un concetto di Dio, ma trovare il Cristo, cioè questo che il verbo di Dio che entra nella dimensione di una kenosi si abbassa a tal punto di essere considerato verme. E dall'altra parte cosa c'è? C'è il superego di Nietzsche,
che dice ma per me questo non dice nulla. E allora se questo non mi dice nulla è tutto possibile. Quindi è stato possibile Auschwitz e sarà ancora possibile, speriamo di no, qualsiasi altra cosa. È la dimensione del Christus, è del Deus absconditus, è del Christus lì sulla croce che si prende carico di tutte le nefandezze per portare l'uomo pulito, bello e illuminato. Però è necessario, è necessario accettare un Deus absconditus, quindi un Christus patiens. E allora si capisce la ragione per cui io devo essere fratello. E quindi non essere superego e quindi trattare un fratello come un nemico, o come si dice a Trieste, una strazza. Don Ettore, grazie. Grazie a voi. Ci vediamo tra 7 giorni, grazie anche ai nostri telespettatori.